Faggi Stefano. Penso sì. Presidente, tutti i testi non desidererebbero essere ripresi dalle telecamere. Allora vediamo un po'. Non vorrei essere ripresa dalle telecamere. Lei è Faggi Stefano? Sì. Allora, adesso non vuole essere ripresa, per cortesia niente telecamere per lei, per non vedere il volto. Dove è nata lei? A Calenzano. Quando? Il 2/11/57. Risiede? A Calenzano. Via? In via Amilcare Ponchielli 10. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Senta, lei è parente di Faggi Giovanni? Sono figlia. Figlia. Allora, per legge lei ha la facoltà di non deporre. Vuol deporre? Sì, voglio deporre. Si assume tutte le responsabilità connesse alla deposizione falsa e reticente. Io l'avverto di questo, va bene. Sì, voglio testimoniare. Bene, allora, avvocato Finez. Signor Faggi, lei ha vissuto con suo padre Giovanni Faggi fino a che anno? Fino a 90. 20 di gennaio mi sono sposata e sono uscita di casa. Senta, saprebbe descriverci un po' le abitudini di suo padre in casa, in famiglia, cioè era un uomo attitudinario, metodico, persona pignola, Sì, quant'altro possa così riuscire a chiarire alla corte la persona di suo padre. sì, era molto preciso, molto pignolo, sia nel suo lavoro e nella vita di tutti i giorni. Era un attitudinario nelle ore di mangiare, dell'uscire. Ma nel mangiare, essendo sempre fuori per lavoro, non lo so. Nell'uscire, nel lavoro no, perché qualche mattina poteva uscire alle 6 perché doveva andare lontano, oppure alle 8. La sera che rientrava, signora? Ma stesso discorso, poteva tornare alle 6 oppure tornare alle 8, alle 8 e mezzo. Chiaramente se faceva una zona più lontana rientrava anche più tardi. Sempre, diciamo, l'ordinario usciva dopo cena o non usciva? Sì, usciva abitualmente dopo le 9 e mezzo, perché essendo fuori chiaramente lo chiamavano dalle 9, le 9 e mezzo, e poi andava alla casa del popolo. Quindi riceveva telefonate tra le 9 e le 9 e mezza di lavoro? Sì, di lavoro, sì, perché prima a volte non c'era, e allora più o meno l'orario era quello. Sette. E quindi, diciamo, d'abitudine usciva verso le 9 e mezza? Sì, le 9 e mezzo, sì. Senta, usciva a piedi o in macchina? A piedi perché il circolino è lì vicino, a 5 minuti nemmeno. Dove andava? Alla casa del popolo di Calenzano. Quindi usciva sempre a piedi la sera? Sempre a piedi, rarissimamente, ma sempre a piedi. Senta, e andava alla casa del popolo, ha detto? Sì. E rientrava poi a che ora a casa? Le 11, le 11 e mezzo. Questo sempre di norma succedeva? Sì, cioè, che io mi ricordi, ora qualche sera potrà fare anche mezzanotte, ma di solito era le 11, 11 e mezzo. Queste circostanze lei le ha apprezzate direttamente perché, come diceva, è stata in casa fino al 90. Sì. Senta una cosa, che lei sappia, usava bere alcolici, liquori, No. ammazzacaffè? No. Prendeva caffè,
andando alla casa del popolo prendevo un caffè, ma io non l'ho mai visto bere super alcol. Potrà essere successo, non so, in occasione, non so, di una festa, di Natale, Pasqua, magari ho mangiato un pochino di più, prendo, ma no, assolutamente. Senta, posto che forse su questa circostanza potrà essere più precisa sua sorella, lei ricorda a grandi linee se suo padre ha posseduto macchine sportive? No. Se le auto avute da suo padre erano chiare, scure, insomma, tendenzialmente... Le avute chiare e scure, ora, vari colori. Senta, era solito prendere in prestito automobili da altre persone? No, assolutamente. Era abbastanza preciso nella macchina, con le macchine? Precisissimo, pignolo, perché per carattere e poi anche perché viaggiando tanto la macchina deve essere in ordine sempre. Quindi che lei sappia non vi sono stati mai periodi in cui lui ha avuto la disponibilità di più di un'automobile? No. Senta, voi gliele prestavate le vostre? No, perché io ho sempre avuto macchine piccoline e vecchie, cioè andando a giro lui per lavoro ogni campione non era possibile. Potrà essere successo qualche volta la domenica mattina per andare in campagna, ma poche volte. Che macchina hai prestato? Io ho avuto 500 familiari. Che lavoro faceva suo papà? Scusa, andava, faceva tardi, usciva sempre fuori, che lavoro faceva suo papà? Il rappresentante, pavimenti e rivestimenti. Pavimenti e rivestimenti? Sì. Senta, un'ultima domanda, è mai capitato in famiglia di commentare i fatti del mostro di Firenze? Si saranno commentati senz'altro, come in tutte le case, penso, di Calenzano, quando è successo lì in paese, ma normalmente io non ricordo niente di particolare. Ne parlava anche suo padre? Sì, penso di sì, ma normalmente nulla di... così come si può fare quando in un paese succede una cosa simile. Si commenta un fatto di cronaca? Certamente. Bene, io non ho altre domande, grazie. Mistero? Sì, grazie Presidente. Signora, mi scusi, lei ha detto di che anno è? Di millesimo di nascita? 57. 57. Quindi del 1900. Ai tempi dell'omicidio di Calenzano, che fu nell'81, lei che età aveva? 7. Il calcolo lo facciamo anche noi, se lei ricorda cosa faceva, che studiava. No. Ho sempre lavorato nella vita dove lavoro ora, ero operaia, facevo una vita normale come tutti i ragazzi, ero normalmente. Quindi aveva più di 20 anni, scusi, avevo fatto male il calcolo. Sì, no, sì. 25. Sì. 25 anni, era abbastanza. E abitava con suo padre, con la sua famiglia. Senta, lei ha saputo, è mai stata per curiosità o per caso nei pressi o sul luogo dove è avvenuto l'omicidio? Lo sa dov'è? Sì. Il punto esatto, la zona? Sì, la zona sì, perché è lì, magari ci sono stata, lì a Travalle, perché in bicicletta, una giratina. Lei dice lì a Travalle, rispetto a casa sua dove abitava all'epoca, cosa c'erano? Delle stradine di campagna, una strada comunale per andarci? Sì, da Calenzano c'è la strada normale. Mi riferisco da casa sua, dove abitavate all'epoca. Da casa mia c'erano strade, non lo so, ora tuttora io tanto non ci sono passata, ma strade non asfaltate per andare nei campi, e forse all'epoca
era agibile, e una passerella sul fiume. Grosso modo da casa tua al luogo dell'omicidio che distanza ci può essere? Quanto ci sarà? Sarà in linea d'aria un chilometro, ma esattamente non lo so dire. Si andava, c'era una strada per andarci in macchina. Lei ha detto c'era un ponticino o per andare lì bisognava andarci a piedi? No. Da casa sua, dico. Da casa mia, gliel'ho detto, fino a un certo punto le strade sono asfaltate, poi erano strade di campagna, strade che c'erano e ci sono i campi. Poi c'è la strada comunale. Per queste strade di campagna, per attraversare il fiume, c'era, perché ora non so bene, perché credo che sia andata giù una parte e non ci si possa più passare. All'epoca ci si passa. Senta ancora una La cosa. passerella serve anche per le macchine? No, a piedi, al limite in bicicletta. E per andare in macchina? Per andare in macchina la strada comunale da Calenzano. Andare in macchina? Per andare in macchina la strada comunale da Calenzano. C'era un po' di regolare. Sì, certamente. Bisogna. Quel ponte che c'è ancora. Sì, il ponte c'è ancora. Noi non è che siamo pratici, se ce lo... Sì, come posso dirvi, da Calenzano, scendendo giù per via Fucini, si taglia per il Molino, si dice così noi, e di lì, passato il ponte sulla Marina, poi sulla destra si va su verso Travalle. Senta, io le faccio una domanda, lei deve cercare di ritornare a quando aveva 25 anni e alla zona. Lei aveva mai sentito dire, o comunque le era capitato di intuire in qualche modo che in quella zona dove è avvenuto l'omicidio ci si fermavano le macchine, le coppiette, o quando avvenne l'omicidio lei le disse caspita, lì è un... Cioè, No. per sentito dire fra amici che era una zona dove si fermavano coppie? No, non l'ha mai. Questo non lo so. Non lo so. Senta ancora una cosa, lei ricorda nell'81 che lavoro faceva? Ero operaia come sono oggi, Lì a Calenzano? a Calenzano, nella solita ditta dove E lavoro. abitava coi suoi? Sì. Io le faccio una domanda che ovviamente richiamo il suo ricordo. E lei ricorda come seppe dell'omicidio che era avvenuto lì? Dai giornali, il giorno dopo, come tutti penso. E ci andò sul posto il giorno dopo? No, davvero. Senta, tornerei a una domanda che le è stata già fatta. Quando lei risponde a domande del suo difensore e anche del Presidente, se non ho capito male, lei dice mio padre poi faceva un lavoro per cui a volte tornava la sera alle 6, alle 8, quando andava più lontano tornava anche più tardi. No. Mi spieghi? Premetto, ho detto poteva tornare alle 6, alle 8, però, alle 8 e mezzo, però non più tardi di quest'ora. Ma le mai... Sì, suo padre andava anche fuori Firenze. Sì, ecco, allora Quando andava fuori Firenze... Quando andava fuori Firenze poteva rimanere, per esempio in Liguria, io ricordo della Liguria, che poteva stare fuori una notte, 2, ma rare volte. Ecco, allora la domanda è questa, al massimo stava, per quel che ricorda lei, un paio di giorni fuori. Sì. E il posto più lontano dove andava era la Liguria. Sì, la zona non ha sempre avuto per un certo periodo di tempo, è andato fino a Ventimiglia e poi fino ai confini con il Lazio, ma non oltre queste zone. Sì, non oltre. Ecco, quando faceva per lavoro queste zone e stava via più giorni, quindi rientrava la sera, rientrava di giorno, cioè era possibile, era un tipo metodico o rientrava quando aveva finito? Rientrava quando aveva finito, però quando rientrava che era stato fuori un paio di giorni non rientrava mai tardi. Ora non mi posso ricordare le ore, non
non è rientrava quando aveva fatto. Sì, certo, ma saranno stati le 6, chiaramente era stanco dopo. Vabbè, insomma, capisce che quando uno è fuori c'è code sull'autostrada, insomma, è difficile poter dire Un posto specifico. Non lo so, benissimo, ecco, così. Poi lei ha una domanda del difensore, sempre che le chiedeva quando andava alla Casa del Popolo come ci andava, lei dice usciva a piedi perché è lì vicino. Poi ha detto per 3 volte, dice rarissimamente. Cosa vuol dire? Rarissimamente andava in auto? Usciva andava da qualche altra parte? in settimana, ora non posso sapere esattamente se una volta usciva, ma gliel'ho detto rarissimamente o per ragioni di lavoro, perché succede. Qualche cliente dopo cena è capitato? Qualche cosa, ma rarissime volte. No, dato che lei ci ha detto rarissimamente, cioè lei ha ricordo di aver sentito dire che doveva andare a far visita o si tratteneva o rarissimamente andava fuori e diceva che andava dai clienti. Io ho sempre, nella mia mente ricordo fino a che partiva a piedi verso... Sì, ma a me interessava cercare di capire cosa voleva dire lei, dato che l'ha detto 3 volte, con quel rarissimamente. Quello che le ho detto. Che qualche volta, rarissimamente, andava fuori in auto, quindi se la domanda era a piedi andava fuori. E lei non sa dove andava, e questo è il concetto, non lo diceva a voi. Ce l'avrà anche detto, ma ora tutte le volte che, non so, un babbo esce, io figlia specialmente, cioè una persona è... Non glielo chiedeva? No. Il professore vuol sapere se qualche volta, o rarissime volte come dice lei, è uscito in macchina, tutto qui. Mi sembra di averlo già detto, ho detto di sì. Nessun'altra domanda, grazie. Altre parti? Una sola domanda. Quello di Colau? Avvocato Colau, senta, lei ha detto che suo padre era un tipo metodico. Sì, sì. Quindi era solito fare degli appunti su agende o su calendari. Sì. E le risulta a lei che il babbo avesse fatto una bella girata a Travalle? No. E che possa averla appuntato in un'agenda dell'81? Sto facendo una domanda al test. Le risulta che possa aver appuntato su un'agenda dell'81 fatta bella girata a Travalle? Non lo so questo. Va bene, grazie. Altri difensori? Sono avvocati da stop. E dopo ripete. Signora, lei avrà seguito il processo Pacciani? Come tutti, alla televisione, sui giornali. Non so come rispondere. Certamente da quando mio padre è stato messo in carcere... No, io sto parlando di prima, signora. Quando c'era il processo Pacciani. Non particolarmente. Ma che lei sappia, ma aveva mai visto Pacciani a casa sua? No. Mai visto nemmeno Mai. una volta? Mai. Signora, vorrei che lei precisasse un po' meglio la strada con la macchina, abbia pazienza, dalla sua casa per arrivare in questa località a Travalle, questo posto dove è avvenuto il delitto di Calenzano. Lei ha detto si prende la via Puccini con la macchina e non a piedi. Allora, noi abitavamo in Via del Lago. Via del Lago è una contrada della fine di Via Puccini. Via del Lago perché c'è un laghetto là vicino.
Come? C'è un lago per caso vicino? No, probabilmente anticamente, ma no, non c'è. Allora, voi trovavate insomma in fondo a questa via Puccini, che cos'è, una provinciale la via? No, non in fondo, diciamo a una metà di tutta la via Puccini c'è una diramazione che si va verso il ponte della Marina, è chiamato il Molino, sulla destra, a una metà di questa via, sulla destra c'è il semaforo, fatto, ora non so bene quanto, non so, sarà 1 chilometro, si attraversa il ponte e poi si va ancora sulla destra e praticamente comincia la strada, noi diciamo, per andare a Travalle. Capito? Quindi con la macchina quanto ci sarà di percorso? Non glielo so dire, non lo so, sarà 3 chilometri, 2 chilometri e mezzo, non lo so esattamente, non glielo so dire. A parte la domanda che le ha fatto il pubblico ministero se questa località di Calenzano, Travalle, a lei era nota per essere un posto dove c'erano delle coppiette, che lei si ricordi, per averlo sentito dire, eventualmente averlo letto sul giornale, in un posto vicino, molto vicino a questa località, in un anno corrispondente credo proprio ancora nell'81, che lei ricordi c'era stato un fatto particolare, un uomo morto, trovato morto, bruciato in un'automobile. No, non mi ricordo. Non si ricorda. Io volevo fare una domanda adesso. Lei ha detto che Sovaco nel suo giro di rappresentanti, probabilmente di vestimenti, tornava sempre verso l'ora di cena, massimo 8:30, salvo quei giorni in cui andava fuori Toscana, in Liguria, dove poteva rimanere anche 1 o 2 giorni, così. Sì. Ecco. Sovaco, quando rimaneva in Toscana, tornava sempre a cena oppure c'era qualche sera che non è tornato? Tornava, saltava la cena, mangiava fuori e tornava di sera, di notte? No, che io ricordi tornava sempre, che io ricordi tornava sempre a cena. Sempre a cena, bene. Ma Fides? Grazie Presidente. Per chiarezza forse di tutti, la località Travalle rispetto al campo delle Bartoline dove avvenne l'omicidio, dove si trova? Diciamo si trova ancora più avanti. Andare in montagna? No. Però bisogna proseguire. Sì, bisogna proseguire la strada perché poi non è che sono case sparse vicine, ma non è che ci sia un paese 20-25 case tutte lì insieme, sono case sparse, vicine ma sparse. Da lì ci sarà, ci sono anche lì vicino, non glielo so dire esattamente. Senta, la vostra abitazione, per ritornare alla collocazione geografica, rispetto a dove è avvenuto l'omicidio e le Bartoline, si trova dalla parte opposta del paese? Sì, diciamo di sì. Quindi bisogna attraversare il paese e poi arrivare a casa vostra rispetto al campo delle Bartoline? Sì. Un'ultima domanda, se lei ricorda che suo padre sia mai stato in Abruzzo, ma non per motivi di lavoro? Non mi ricordo. Per prendere verdura, per prodotti diciamo più genuini, non ricorda niente a riguardo? Può anche darsi, ma ora è passato tanto tempo, precisamente non me lo ricordo. Niente, non ricordo. Bene, non ho altre domande, Presidente.
Presidente, scusi, se è possibile una domanda da parte mia. Sì. Avvocato Pellegrini, parte civile. Lei ci ha parlato, signora, delle abitudini e degli orari di suo padre nelle giornate di lavoro, quindi presumo da lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica che orari e che abitudini aveva? Stava in casa, usciva, andava fuori a far girate? Il sabato mattina, lavorando tutta la settimana, faceva le cose un po' durante la settimana. Il sabato sera, ecco, andava a prendere l'acqua e poi a cena a casa. La domenica, avendo la casa in campagna, si andava lassù. Tutti insieme? Sì. E tornavate poi tutti insieme a Calenzano? Sì e no, dipende. Uno il pomeriggio poteva avere da andare da qualche parte, lui di solito lo riservava la domenica pomeriggio a lavare la macchina, perché essendo stato lassù la strada è sterrata, si impolverava tutta la macchina e chiaramente, essendo una persona molto precisa, andando dai clienti, insomma, aveva piacere che fosse pulita, comunque per carattere, e riprepararsi chiaramente per il lunedì mattina, per ripartire con il materiale che portava, con i campioni dei pavimenti e rivestimenti. E il sabato sera e la domenica sera usciva ugualmente per andare al circolino? Sì, usciva come ho detto prima, a piedi, per andare alla Casa del Popolo. Grazie. Presidente, chiedo scusa, avrei ancora una domanda a seguito di una risposta della signora. Signora, lei ha detto che il sabato, mi sembra abbia aggiunto sera, andava a prendere l'acqua. Cos'era, un'abitudine? Sì. Ricorda se andava con qualcuno, andava da solo, andava in macchina, dove andava a prendere l'acqua? Esattamente non glielo so dire, perché non sono mai andata a guardare con se chi lo sa, è. signora. Sì, penso che andasse con dei suoi amici. Ci può indicare i nomi di questi amici? Tra l'altro già in questo dibattimento lo hanno detto diffusamente questo particolare. Io voglio sapere se lo sa anche lei. Sì, Giugni senz'altro, non so se tutte le volte. E andavano nel Mugello, a Scarperia, a prendere l'acqua? Sì, esattamente ora non glielo so dire. Sa spiegarci, o c'era un motivo per cui andavano così lontano, proprio a Scarperia? Avevano una casa, avevano un ristorante? Perché proprio laggiù, se c'è un motivo, se lei lo sa? No, questo non glielo so dire. È un'abitudine che è durata nel tempo, per quel che ricorda lei, di andare il sabato col Giugni a prendere l'acqua in Mugello? Sì. Di questa amicizia fra suo padre e questo signor Giugni lei sa qualcosa di più? Qui è stato riferito dai figli del Giugni alcuni particolari, lei? No. Sa quanto è durata questa amicizia? Se è stata una cosa di un breve periodo, lunga, una vita, Ma da che ricordo io che insomma, ero bambina, da sempre. Questo signor Giugni sa cosa faceva? Penso fosse un operaio. Veniva a casa vostra? Sì, qualche volta sì, è venuto anche da noi. Senta, i parenti del Giugni ci hanno riferito che i familiari non avevano piacere che il Giugni avesse questa amicizia con suo padre. In casa vostra questa amicizia come veniva vista? Normalmente. Non ho altre domande, grazie. Senta, l'ultima replica. Lei ha detto che il babbo era rappresentante, no? Ma lavorare in Liguria e basta, qual era la sua zona? No, ho detto che per un certo periodo è andato anche in Liguria, cioè lui la Toscana, però per un certo periodo è andato anche in Liguria e si è spostato fino ai confini con il Lazio.
aveva modo di frequentare, per quanto le risulti a lei, per sentito dire naturalmente da un babbo, se aveva modo di frequentare piazze della Toscana, quali Montespertoli, San Casciano? Scusa, ma per sentito dire, Presidente, credo che non sia... Vabbè, vediamo come risponde la testa. O se le risulta che frequentasse anche per motivi di lavoro piazze quali Montespertoli, San Casciano, Se Ercatale. faceva la Toscana penso di sì, non so, comunque ascolta la testa. Non posso dire, non lo so, faceva la Toscana, sarà passato certamente, ma non lo so, non glielo so dire questo. Vabbè, rappresentanza per tutta la Toscana. Per tutta la Toscana gliel'ho detto, fino a confine con il Lazio. Senta signorina, un'altra domanda. Lei vede che ha un ricordo molto preciso di tutto, quello che faceva suo babbo, sa dire che faceva il sabato pomeriggio, la domenica, la sera, dove andava, quando stava fuori, eccetera. Lei nell'81 era 24enne quasi, oppure già compiuto, non so, con quell'età sufficiente per ricordarlo. Che macchina aveva nell'81 suo babbo? Non lo so, non me lo ricordo. Nell'85 che macchina aveva? Il solito discorso non me lo ricordo. Ne ha avute tante, con il lavoro le cambiava spesso perché faceva tantissimi chilometri. Non me lo ricordo. Ha avuto anche più macchine insieme? No, Sembra una macchina per volta. una macchina sola. E quando si guastava questa macchina doveva stare in officina 3 giorni, che faceva? Stava per Ma spazio. in officina 3 giorni, non lo so. O andava, comunicava ai datori di lavoro che lui era impossibilitato ad andare, o andava con loro, oppure rimandava gli impegni. Ma è accaduto oppure non è accaduto? Un'ipotesi di questo tipo? Che lui avesse la macchina È ferma, disponibile che non poteva andare a cena, a Grosseto, per esempio. di non poter andare perché aveva la macchina in garage, oppure le è successo incidenti, certo è capitato. Va bene, altre domande? Lei la può andare, allora grazie. Posso andare? Sì, sì. Fiorucci. Allora, chi sono i testi? Se non lo dice avvocato, io non... Io ho già detto l'ufficiale giudiziario, Presidente. Fiorucci Stefano. Fiorucci Stefano, lei? Sì, Dove è nato? a Preci, provincia di Perugia. Preci. 11/6/1945. Prego. Prego. Residente a Firenze, via Gasparo Aselli 45. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Prego, avvocato Fines. Grazie Presidente. Signor Fiorucci, lei che lavoro fa? Ah, lei non può essere preso? No, Presidente. Bene, allora viene delle camere. Mi aveva anticipato l'avvocato prima. Che lavoro fa, signor Fiorucci? Il commercio in comune, commista, Dove ha la sua attività? Calenzano, Calenzano. via Giusti 92. È accanto all'officina, a un'altra officina, Sì, tanto l'officina Azzini e Mannini. Azzini e Mannini, che sarebbe Azzini è Azzini è il genero del Facci. il genere, signor Facci. Senta, lei quando ha iniziato questa attività? Nell'83, marzo 83. E ha avuto tra i suoi clienti il signor Giovanni Faggi. Sì,
ricorda che era un frequentatore della sua officina di gommista, veniva regolarmente a controllare. Sì. Ricorda anche le auto possedute dal signor Faggi, così a grandi linee. Sono grandi linee, sì, insomma, non è che... Ricorda in quegli anni che auto aveva il signor Faggi? Sì. Cioè, vuol dire alla Corte quello che ricorda, magari collocandole possibilmente nel tempo. Ma io mi ricordo di una macchina, non so, forse Opel, forse non so che cosa, proprio da principio, quando ancora non si serviva nemmeno da me. Lei cominciava nell'83, parte dall'83. Riparto? Lei ha cominciato a lavorare nell'83, quindi il primo impatto col Faggi, no? Comincia allora che macchina. No, non ho capito, mi scusi. Lei ha cominciato l'attività di gommista a Calenzano nell'83. Sì. Ecco, cominci a dire che macchina ha avuto il Faggi da quell'epoca, da quando ha conosciuto Appunto, mi sembra di averlo intravisto che ancora non si serviva da me, però l'averlo intravisto lì perché giustamente c'era una Opel. Poi mi ricordo che comprò una Argenta. Argenta che anni erano, signor Ferrucci? Ma penso 86, così, insomma, non so, ora di preciso non mi posso ricordare, insomma. 86-87, Sì, grosso modo sì. Di che colore era l'Argenta? L'Argenta era colore argento. Colore argento, chiaro? Chiaro. Senta, e lei ricordi, signor Faggi, ha mai posseduto auto sportive? No, auto sportive no. Senta, la Opel che era prima o dopo dell'86-87? La Opel? Prima. L'Argenta collegata all'86-87, sì, l'Opel è prima, è precedente. Di quanti anni? Chiaro? Non ricordo, guardi, proprio. E siamo indietro col tempo. Insomma, prima dell'86. Sì. Ricorda di una Peugeot? No. Non la ricordo. Era metodico, pignolo nei controlli sull'autovetture, signor Faggi? Sì, veniva spesso, veniva nei momenti dove doveva fare i lavori, controllare la pressione, fare inversioni di gomme, eccetera. Lei ricorda qualche cosa di particolare in relazione all'acquisto dell'Argenta? L'Argenta era di mio cugino Rizzi Giuseppe Paride e probabilmente per questo l'ha comprata il Faggi, perché essendo lì con il meccanico ho detto guarda, forse mio cugino può prendere questa macchina, e lì è stato... Quindi lei segnalò che c'era questa possibilità di acquistare questa Argenta? Come si fa? Perché se quello dice c'è una macchina da vendere, ci si dà voce lì chiaramente fra gli addetti ai lavori. E lo disse anche al suo vicino, diciamo... All'Azzini. All'Azzini, sì. Che aveva l'officina. Certo. Che lei sappia, il signor Faggi aveva la disponibilità contemporanea di più di un'autovettura? No. Non lo ricordo o non lo sa? No, non l'ho mai visto, cioè io quando l'ho visto io era sempre una lettura. Ne è venuto una volta, un'altra. Ricorda se il signor Faggi ha avuto delle Alfa Romeo? Sì, ha avuto un Alfa 33, dopo l'Argenta, insomma, non so se subito dopo... Che anni? Dopo il 90, prima del 90? Siamo nel 97, quindi sono passati 7 anni. Ecco, sì, appunto. Allora, ma mi pare che avesse avuto... Sì, un Alfa 33, ma negli anni 90, forse non lo so, ecco, non lo ricordo bene. Il colore lo ricorda? Bianco. Bianco. Quello sì lo ricordo. Ricorda auto scure del signor Faggi? Auto scure? O chiare? Le ricorda tutte chiare? No, c'è un... No, non ricordo. Ho la Giulietta che c'ha ora, anche ora ce l'ha. Ora non conta. Ricorda auto chiare del signor Faggi? Sì. Non se la ricordo. Grazie Presidente. Presidente, io mi rendo conto e ho capito che sulle date uno che
fa la sua professione, si occupa di gomma in un'officina, insomma è difficile che possa localizzare. Tutte le sue auto che ha avuto nel tempo ricorda i periodi esatti? Io? Delle sue? Beh, Più o meno, figuriamoci quelle di un altro. Però ecco, le chiedevo, lei ci ha parlato che si ricordava, prima ancora che fosse suo cliente, che il signor Faggi aveva scura, scusi, al suo, se lo ricorda, guardi, meglio che ci dica che non lo ricorda. appunto, mi sembra che fosse ma comunque mi pare fosse sul chiaro, però non so. Benissimo. Lei ricorda se ha avuto anche altre macchine metallizzate, oltre quella argenta? Lei almeno alla polizia in un verbale ha ricordato un'altra macchina. Una croma. Una croma, sì, ecco, una croma, sì. Questa croma Sasse ce l'aveva prima dell'argenta, dopo la Opel, se lo ricorda, ovviamente. No, la croma l'ha avuta dopo l'argenta. Dopo l'argenta. Le è mai capitato, quando lei diceva, io ricordo di averlo visto sempre, quando veniva aveva una macchina, le è mai capitato di trattenere la macchina del signor Faggi nella sua officina magari per una notte, per un giorno? No. Ha sempre fatto lavori in giornata? Tempo di lavoro e via. Bene, grazie, non ho altre domande. Prego. Posso andare? Prego. La opera di cui ha parlato ora il Mistero l'ha posseduta il Vanni, come si chiama, il Faggi, prima che divenisse il suo cliente? Io non l'ho mai servito con la opera. Quindi deve sapere che aveva una macchina di quel tipo. Come faccio a saperlo? No, l'ho visto lì perché essendo un'officina contigua all'officina del meccanico. Non l'ha mai portata all'officina, però lei ha visto come Io macchina. l'ho visto, sì. Va bene, perché può valere, va bene. Non per precisare. Sì. Bene, può andare, grazie. Quello chi c'è, Azzini? Sì. Che genere lui? Come faccio un gruppo di mani, devo lavorare, io non mi arrivo a partire il tempo. Lei è Azzini Alessandro? Sì. Signor Azzini, senta, mi dicono che lei è il genero del Faggi, Giovanni, è vero questo qui? Sì. Ha facoltà di non rispondere, di non deporre. Vuol deporre o no? Lei la sua testimonianza o no? Per lei si può anche dire non voglio deporre. Voglio deporre, però la TV no, Ecco. Com'è? Televisione no. Benissimo. Vuol deporre però senza televisione. Sì. Bene. Allora, niente telecamere per cortesia. Dove è nato? A Prasa. Nato quando? 5758. Presidente? Calenzano. Via Conchielli 10/6. Prego quel foglio lì. Consapevole responsabilità morale e giuridica che assumo la mia esposizione. Mi impegno a dire tutta la verità. Deposizione. Mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ha capito, signor Mazzini? Sì. Viene interrogato su certi fatti che possa avere un notevole peso, lei ci deve dire la verità. Sì. Bene? Se poi si accerta che la verità non ce l'ha detta, quindi ha mentito o ha taciuto, peggio per lei. Bene? Sarà perseguito per falsa testimonianza, va bene? Avanti, Sì, grazie. Signor Azzini, lei che lavoro fa? Meccanico. Ha un'officina meccanica? Sì. Posta dove? A Calenzano, 2 giusti. Si conosce? c'ha da Fiorucci? C'ha dalla Accanto alla commista. Senta, conosce il signor Faggi da quando? Faggi Giovanni. Conosco, diciamo, dall'80, anche un po' prima perché veniva a servirsi nell'officina
dove lavoravo prima, dove avevo comprato 2 macchine. Il signor Faggi? E dopo ho capito, cioè avevo ricollegato perché quando è arrivato a pagare la sua figliola sono andato con il capitolo. Ho continuato a conoscere, insomma. Ho cominciato a frequentare la figlia, A frequentare la figlia, sì. In che anno? Ah, sì. Siamo 79, sì, 80. Quindi lei da quegli anni frequenta Casa Faggi? Siamo dall'81 circa, fino all'81. Sì, perché il signor Faggi è stato sull'ente dell'officina. Diciamo, ho iniziato dopo un po', perché prima andava sempre, seguiva questa altra officina e continuava ad andare, poi dopo che ho messo l'officina per qualche tempo è venuto a servirsi da me. Nell'altra officina lei ci lavorava come dipendente, poi si è messo in proprio e ha aperto un'officina sua accanto a quella del Fiorucci. Sì, quella del Fiorucci, sì. Senta, ricorda così anche a grandi linee le autovetture possedute dal signor Faggi dall'80 in poi, diciamo, quando l'ho conosciuto io lì avevo comprato una Opel Verde 2003 diesel oro metallizzato e poi ne presi un'altra dopo, sempre una Opel Verde 7 diesel avorio, colore giallo avorio. Questo in che anni? Circa? Diciamo nell'80, quegli anni lì, perché dopo sono messo il conto su, si aveva sempre la Opel 80-81 circa, 82 anche forse. Poi dopo ha detto un'altra Opel? Sì, ha avuto 2 Opel, vabbè, periodi precisi di Opel non mi ricordo, comunque in quei periodi lì 80, 41. Naturalmente la seconda Opel dopo la prima, non contemporaneamente. No, aveva tenuta 2 o 3 anni, poi faceva chilometri, la macchina la cambiava e ha preso un'altra nuova. Che lei sappia, signor Faggi, ha mai posseduto contemporaneamente 2 automezzi? No, questo almeno quando lo conosco io. Ecco, torniamo alla successione delle auto. Quindi si è detto anni 80-84, mi pare di aver capito, una prima Opel ed una seconda Opel. Poi una seconda Opel, sì. Poi mi presi una Peugeot usata, che il lavoro non andava perché decise di prendere una Peugeot familiare, una 504. Il colore se lo ricorda? Sempre avorio. Sempre avorio. Già, questo. Senta, e poi dopo la Peugeot ricorda che auto comprò? Dopo compro l'Argenta da parente lì del gommista. Lei si interessò per le volture di questa Argenta, per l'acquisto, che le ricordi, essendo... Ricordo che li indicai all'ACI, dove come officina abbiamo uno sconto particolare, e allora mi feci fare le volture per fargli risparmiare qualcosa e lo feci fare a nome, lo andai a nome mio. Sì. Che epoca era all'incirca, se lo ricorda? Mi sembra i primi dell'anno 87. A questo proposito c'è un documento che è stato prodotto stamattina che la Corte ha ritenuto di ammettere, è una certificazione dell'ACI in cui vi è scritto paga Azzini, probabilmente lei sì, l'ha fatto. Avevo dato il mio nome per fare lo sconto esattamente agevolato. Trasferimento di proprietà cavalli 23. Questa dovrebbe essere l'Argenta. L'Argenta, sì. Questo documento reca la data 23 febbraio 87. Dovrebbe essere il numero 2 di quel gruppo. L'Argenta di che colore era? Argento metallizzato. Argento metallizzato. In questo sforzo di memoria lei riesce ad andare oltre, cioè dopo l'Argenta ricorda che macchina ha posseduto il signor Faggi? Dopo l'Argenta ha preso una Croma, sempre diesel, usata da un suo collega rappresentante come lui. Che colore era questa Roma? Era sempre argento metallizzato.
più scuro credo della prima. Dopo la prova? La prova mi sembra una 33, bianca. Targata di terra? Targata di terra, sì, della Lilli di Firenze. Erano che anni? La 33 mi sembra abbastanza recente, del 93. Dopo il 93? Mi sembra di sì. Senta, che lei sappia, il signor Faggi ha mai posseduto auto sportive? No. Se Sportiva si passa a 33, a 33 diesel. 33 direi che non era un'auto sportiva. No. E comunque l'ha avuta dal 93 in poi. Sì, dal 93 in poi. Macchine rosse lei ricorda? No, perché quello ho detto. Senta, che lei sappia, il signor Faggi chiedeva in prestito automobili da amici o da voi parenti? No. Era un tipo abbastanza scrupoloso con l'automobile, cioè preciso. Molto timore la macchina, sì. Le lavava sempre, le teneva... Tutte le domeniche la lavava, anche se pioveva, perché con la strada a lavare, perché insomma, sempre pulita. Era regolare nei controlli, la messa a punto, Sì, automatici. molto timore sul discorso della macchina. Senta, lei ha detto quindi ha cominciato a frequentare Casa Faggi dall'81. Adesso sembra che abbia detto questo. Pensa un po'. Senta, sa dirmi qualche cosa, visto che frequentava quella casa, sulla persona di suo suocero, cioè Faggi Giovanni, se era un abitudinario, se usciva tutte le sere, se rientrava presto, se rientrava tardi? Se andava lì, lui rientrava tardi. Quindi lei andava perché andava a trovare sua figlia? Certo. Vi siete sposati quando? Nel 90. Nel 90. Quindi fino al 90 lei andava a trovare sua figlia, la figlia del Faggi, a casa, casa Faggi. Dica, scusi, l'ho interrotto. Usciva, andava alla casa del popolo a prendere un caffè, a fare anche lì. A questo punto, prima di proseguire, lei ci rientrava tardi, lui rientrava tardi. Cosa vuol dire rientrare tardi? No, tardi, ho detto rientrava alle 11, 11 e mezzo, ho detto rientrava tardi. La sera l'espressione tardi. No, forse io ho chiesto, rientrava presto, tardi. Lui ha detto rientrava tardi, voleva sapere quando Allora precisiamo, sì, questo è importante. 11, 11 e mezzo. Questo dopo cena, quando usciva dopo cena? Sì, quando usciva dopo cena. Cenava a casa abitualmente? Sì. Entrava... Tutte le sere non c'era. Per quello che lei può aver apprezzato. Sì, quello Senta, quindi lei arrivava a Casa Faggi prima che lui uscisse? Molte sere sì. E lui cosa faceva? Io lo trovavo sempre, diciamo, il salottino lo chiamano, c'era la scrivania, si preparava il lavoro, poi aspettava prima alle 9:30 le telefonate, che anche sui bigliettini da via c'aveva scritto dalle 8 in poi prima per i clienti che era a giro per parlare, per fare l'ordinazione, roba del genere. Questo d'abitudine succedeva questo? Sì, perché anche su quel discorso io molto preciso, lui si preparava sempre il suo lavoro quando usciva, insomma. Senta, e quindi poi usciva dopo le 9:30? Sì, dopo le 9:30, 10, 8, 9:20, insomma, non è che... Senta, usciva a piedi o in macchina? Ma io quasi sempre a piedi. Se uscivo qualche volta a macchina, non so, per andare a Lei ricorda comunque di averlo sempre visto a piedi? Sì, usciva sempre a piedi la sera per andare alla casa del popolo con gli amici. Andava alla casa del popolo? Sì, a casa. E lì dietro perché praticamente... Senta, rincasando il pomeriggio, la sera, prima di cena, la macchina la metteva in garage, che lei sa? Sì, perché anche lui l'ho sempre messa in garage perché addirittura si trovava la strada contemporanea della Bagnala, la ripuliva e poi la metteva dentro. Quindi tutte le sere metteva la propria in garage? Sì. Quindi si è detto, stava in casa per le 9:30, riceveva le telefonate e andava alla casa del popolo a piedi. Che lei sappia, beveva alcolici, liquori?
caffè o ammazza caffè, o meglio, ammazza caffè. Caffè sì, ammazza caffè, anche ho bevuto qualche volta proprio per Natale, queste feste qui, ma se no anche la sera addirittura anche nel caffè ci mette l'acqua per allungarlo. Forse l'ho già detto, comunque se me lo ripete, a lei non è mai capitato di prestare un'automobile al signor Faggi? No. Di che lei sappia lui non prendeva auto in prestito? No. Per quello che so io no. Bene, grazie signor Presidente. Presidente, grazie. Vorrei partire, signor Arzini, da farle qualche domanda. Dal fatto che lei dice nel 79-80 ho cominciato a frequentare la figlia, poi ha detto nell'81, se non ho capito male, sono andato in casa, come si suol dire, è così. Poi siete stati fidanzati dall'81 al 90, quindi è un lungo periodo di tempo. E poi lei ora ci ha descritto che conosce, per quel che si ricorda, le mosse di quando andava lì di suo suocero che usciva la sera. Perché voi tutte le sere in cui lei andava a casa della sua fidanzata a cena rimanevate sempre in casa, voi non siete mai usciti? Ma magari quando si usciva non andavo nemmeno su, perché c'è un'officina lì, molte sere si fa fino a tardi, sicché mi fermavo addirittura a cena lì e poi andavo, addirittura restavo anche a dormire molte volte. Ecco, quindi lei si riferisce alle abitudini del Faggi che ha visto lei nelle sere in cui lei rimaneva lì a cena o a dormire. Sì. Senta, tanto per indicare, per avere approssimativamente un'idea, lei tutte le sere andava a casa della sua fidanzata? No, nella settimana? La settimana, martedì, giovedì, venerdì sera, sabato e la domenica. Insomma. Quindi lei si riferisce alle sere in cui ci andava lei? Sì. Il sabato e la domenica lei sa che abitudini aveva il signor Faggi? Ma è sabato... L'ha visto lei, mi riferisco a abitudini? Andava a prendere l'acqua, c'era una fonte sul Mugello e... Con chi andava? Lo sa? A volte andava con... come si chiama? Con Lidia Lenzano. Mi sembra giugno. Un certo giugno. Sa perché andavano nel Mugello? Come mai così? Perché è un'acqua particolare che fa bene ai reni, insomma, aveva problemi di reni, un professore disse di prendere quell'acqua lì e tuttora va a prenderla ancora. Lei di questa amicizia con il Giugni ha potuto apprezzare, un'amicizia di vecchia data? Quanto ne so io penso di sì. In famiglia ha notato se o meno se di questa amicizia erano contenti o meno? Perché ci hanno detto in quest'aula che nella famiglia del Giugni la moglie non era contenta che il Giugni avesse... Queste cose lo so perché non è che praticasse i Giugni lì, si trovava... Io le ho chiesto soltanto se ha sentito dai familiari, da sua figlia, cioè sua moglie, o da altri, se c'era contrasto di questa amicizia come pare ci fosse nella famiglia del Giugni. Credo di no. E la domanda da cui sono partito era quella: se sa, al di là del fatto che andavano a prendere l'acqua andavano di sabato, di mattina o di sera, se lei lo sa? Ma credo a volte solo quando erano lì, o il sabato mattina o il sabato sera, quasi sempre di sabato sera, credo, pomeriggio, o insomma, lo so, quando erano lì comunque di sabato. Di sabato. Sa cosa faceva il sabato sera, sa cosa faceva... Lei era in casa il sabato e domenica del Faggi? A cena sì, perché a cena si cenava tutti lì il sabato il ritrovo di tutti insieme. La domenica veniva su alla casa in campagna, si stava a lavorare agli olivi, insomma. E lei sa se il sabato sera o la domenica sera usciva, aveva le stesse abitudini? Più che sa, l'ha visto lei? O stava in casa il sabato? Il sabato sera andava alla casa del popolo, perché la mattina quando si va su campagna di solito si va su presto. Senta, questo fatto che andava alla casa del popolo lo sa dal Faggi e dagli altri familiari o ce l'ha visto lei personalmente?
io lo so che lo diceva, io personalmente non ce l'ho visto, lui diceva andava alla casa del popolo, andava lì a piedi. Personalmente non ce l'ha visto perché lei non è mai entrata alla casa del popolo o perché entrandoci non ce l'ha mai trovato? No, perché sono mai entrato. Molto più chiaro. Senta una cosa, sa lei esattamente dove erano i luoghi di lavoro di suo suocero, dove andava? C'aveva gli cerami, cioè i titolari, c'aveva credo a Sassuolo, in Romagna. Quindi ogni tanto andava a Sassuolo lui? Sì, andava il lunedì, tutti i lunedì ogni 15 giorni andava sempre a Sassuolo a cambiare i campionari. Ma andava dalla mattina alla sera o è capitato che si fermasse anche più di una giornata fuori? Quando andava a Sassuolo tornava di solito alle 2:30, alle 3, se rientrasse, che a volte si fermava a controllare l'olio quando tornava di lassù. E invece lei sa o le è capitato di capire in famiglia che lui era fuori più di un giorno, che non tornava a dormire? No, da quando sono io non ho di queste ricordanze. È sempre tornato a dormire? Sì. Guardi che dunque penso fosse sua moglie che abbiamo sentito poco fa, ha detto che stava via anche un paio di giorni. Io non credo, perché ricordanza io no. Mai, ha sempre dormito a casa? Sempre, io tutte le sere non c'ero, perché voglio dire, però se stava fuori 2 giorni penso... A lei non è mai capitato di sapere in casa che è stato via 2 giorni? Da quando la conosco io non so. Quindi ma deve dire la verità a lei, e l'ha detto sua moglie. La moglie, se io non lo so, scusi. O non lo sa o non l'ha apprezzato, cioè le volte che è andato non c'è mai stata una sera che lui non era in casa, in 10 anni non ha mai fallito una notte. È sicuro di quel che dice? Le ripeto, sua moglie poco fa ha detto che stava via anche un paio di giorni. Può darsi stasse via prima e ci sono andato io. Ecco, dall'81 al 90 non ha mai mancato una notte. Che lei ci vuol pensare un attimo. Le ripeto, sua moglie ha spiegato anche perché andava da clienti lontani e stava via anche. Io no. Allora facciamo in un altro modo. Lei sa che zone erano quelle dove lui andava a fare le zone, penso la Maremma, c'aveva tutta la Toscana. Sa se verso nord, verso ovest? Toscana, Maremma, diciamo verso sud. Insomma. Verso nord, che lei sappia, è mai andata? Aveva zone? C'aveva, credo là sulla Tristia, delle zone. In Liguria? Negli anni prima credo ci avesse anche, sentivo in casa ne parlavano anche la Spezia, può darsi la Liguria, insomma. Lei non ha mai sentito dai familiari dire, il babbo, il mio marito stasera non torna perché è via per lavoro? Io questo non me lo ricordo, devo essere sincero. Negli anni che sono stato io mi sembra di no. Mai. E qualche volta è capitato che lei andasse, anzi facciamo così, a che ore lei quando era dalla sua fidanzata a cena e rimaneva lì, a che ore poi veniva lei via? Ma molte volte quando andavo a cena, parecchie volte rimanevo anche a dormire lì, specie giovedì. Specie, io faccio conto, allora la domanda è per le sere in cui lei non rimaneva lì. Andavo via verso mezzanotte e mezzo. Quando lei andava via mezzanotte e mezzo, il Faggi era rientrato? Sì. Sempre? Quando quelle sere sono andato, sempre. Lei in 9 anni, 10 anni ricorda alla perfezione sempre? Cioè non si ricorda che stava via 2 giorni, se è vero, invece si ricorda... La sera insomma quando rientrava a volte diciamo c'era a rompere anche le scatole. Faceva il socio? Faceva il socio? Faceva il socio. Facevo il socio. Come mai voi non uscivate? Si usciva, fra settimana si poteva andare anche a un cinema, però insomma si rientrava... Se lei era al cinema non sapeva cosa faceva suo suocero? A quelle sere sì, lì sì, però... Quando andava al cinema non lo sapeva cosa faceva? No, per come le sere non c'erano naturalmente. Cioè. Quindi però se andava al cinema di solito si andava la domenica sera...
che si lavora tutti e due, insomma. Senta, alla domanda che le è stata fatta come andava alla Casa del Popolo, lei ha detto quasi sempre a piedi e poi ha aggiunto se usciva qualche volta in macchina, e ha detto se usciva. Cioè lei ha dei ricordi precisi che qualche volta andava da qualche parte in macchina o sono ricordi così fumosi e lei andava da qualche... Sua moglie ha detto che può essere capitato che andasse per qualche motivo di lavoro anche fuori in macchina la sera. Ora lei dice no, metteva sempre la macchina in garage. Sempre la macchina in garage? Scusi, la domanda era è vero ciò che dice sua moglie per quel che ricorda lei, che qualche volta lui usciva anche in macchina e andava in posti che voi non sapete ovviamente? Può darsi, cioè, molte volte io quelle sere sono andato lì, io usciva a piedi. Cioè, lei non è che sì, scusi un attimo, sia anche un attimo verosimile. Come fa a ricordare benissimo le sere in 10 anni che se sua moglie dice giustamente anche volte è uscito in macchina, insomma, può darsi se usciva in macchina, può darsi va già meglio, no? Se può darsi, può darsi se uscire, però cioè l'abitudine di una persona è... L'abitudine era o di stare in casa o di andare di mettere in macchina. Diciamo sì, se la vuole. Senta, no, io non voglio se, nei limiti di quel che lei ricorda, che lei dica la verità, che mi sembra che sua moglie che era in casa la dice in modo non perfettamente corrispondente alla sua. Lei c'era tutte le sere, io... Chiarissimo, benissimo, era questo che volevo capire da lei. Io vorrei fare un'altra domanda sulle auto, no? Sì. Lei ci ha descritto, se non sbaglio, 2 Opel Record, una metallizzata oro e un avorio, e poi un Peugeot familiare avorio che aveva comprato, se non ho capito male, da un suo amico, poi un'Argenta che aveva comprato da un altro, poi una Croma targata Viterbo. No, la Croma... Scusi. La 33 targata. Ecco. Allora le chiedo, lei ha mai visto di queste macchine quali erano nuove? Perché dal racconto che ha fatto lei sembrano tutte usate tranne la prima Opel Record. Le prime 2 Opel erano nuove perché mi ricordo che compro lì alla Opel dove lavoravo. Le altre è vero o ho capito male io che erano tutte auto usate? Tutte usate. Senta una cosa, in alcuni documenti, agende che sono stati sequestrati a suo suocero, invece si parla di auto nuova nell'84 e a cui è stato fatto il tagliando e poi si mette un chilometraggio di pochi chilometri. È chiaramente un'annotazione che letta da un profano, e io mi faccio profano, è un'auto nuova. Allora le chiedo, lei ha mai visto in questi anni in cui lui aveva queste auto usate se aveva la disponibilità di un'auto nuova, di terzi? Allora lei ha mai fatto tagliandi alle auto di suo suocero? Diciamo dalla Peugeot in poi, perché hanno detto a farla vedere io. Però di macchine usate? Sì, sì. Queste macchine usate che lui comprava, lei ha memoria di quali chilometraggi avessero prima? Diciamo, quella del suo amico la trovava pochissimo, e sarebbe 504, sono stato a provarla, la provai io, aveva mi sembra, non so, 30 km. Invece queste annotazioni su questa agenda sono di chilometri molto bassi. Lei sa, quindi le ripeto, se lui aveva anche la disponibilità, ad esempio per la ditta, di un'auto nuova, perché non si capisce come queste auto usate avessero quei bassi chilometraggi che sono segnati nell'agenda. Quella, diciamo, la Peugeot aveva pochi chilometri, 30-40.000. Il che vuol dire che l'Argenta e la Croma ne avevano più. Se lei dice 30-40.000 sono pochi, vuol dire che quelle altre ne avevano di più. Allora, l'Argenta comunque io la provai, la macchina era tenuta benissimo. Sì, io le chiedo se lei sa qualcosa sui chilometri. No. Quindi lei ricorda che le uniche auto nuove che ha avuto suo suocero sono la Opel Record diesel oro metallizzata e quella avorio, e lei le fa risalire addirittura una agli anni 80 e una l'ha tenuta 2 o 3 anni, quindi all'82-83. Preciso, queste sono le auto nuove. Le auto nuove, però gli anni lasciamo stare perché io lavoravo lì, non so, non lo conoscevo per cliente.
Le agende sono sequestrate, poi le vedremo. Lei non le dice nulla al fatto che lui avesse apparentemente annotazioni relative a macchine, da quel che sembra alle agende, con bassissimo chilometraggio. Quindi le chiedo, non è che ricorda, ad esempio, o a lei non viene in ricordo, lui avesse anche un'auto o della ditta o di qualcuno di cui aveva disponibilità? No, credo di no. E queste auto che ricorda lei, al di là delle Opel, sono tutte auto usate? Sì, quelle che ho visto io sono tutte auto usate. Poi le teneva fuori, però gli uscivano quella, gli italiani si facevano la Peugeot, quando aveva la Peugeot all'argento, quando aveva l'argento. L'olio in genere lo cambiava da voi, Sì. da lei? Sì. Non ho altre domande, grazie. Da testimoni, gli altri difensori? Avvocato Colao, parte civile. Senta, lei quale meccanico, visto che suo suocero acquistava prevalentemente macchine usate, consigliava di tenerla per un certo periodo per provarla, la vettura che doveva acquistare? No, perché noi siamo, cioè quando specie le macchine che le ho provate io, ho fatto subito le coperture perché, come dicevo prima, una persona molto pignona, non usava, passava subito l'assicurazione, cioè aveva fiducia, dicevo la macchina andava bene, aveva fiducia a me, quando levava l'assicurazione da quella che firmava e metteva sull'altro e usava quella lì. Quindi si fidava subito e prendeva l'auto, ecco, anche se era usata. Diciamo, quella del suo amico sapeva, anche senza andarsi a provargliela io, era una preforma quella lì, perché era una macchina che non usava quasi mai, era sempre stata ferma, lo usava pochissimo il signore. Senta, scusi, un'altra cosa, lei le risulta se suo socio avesse degli hobby? Come passava il tempo libero? Aveva degli hobby? Non so, tutti abbiamo qualche hobby. Il tempo libero, diciamo, il sabato andava quasi tutti i sabati a prendere quest'acqua. La domenica veniva su in campagna dove abbiamo un pezzo di terra, si lavorava agli olivi, insomma, che cosa c'era da fare. Ma era, che so io, cercatore di funghi, amante di passeggiate in campagna? Cercatore di funghi, credo di no. Passeggiate, lassù se ne fa bene, si lavora. Io dicevo allora, negli anni 80, Negli anni 80, 85. 85, in quegli anni lì, doveva cercare funghi. Cacciatore? No. Una cosa ancora, scusi. Lei si ricorda se nel corso di una perquisizione furono sequestrati a suo suocero presso l'abitazione dei falli di gomma e di legno e riviste pornografiche? L'ho saputo, c'era scritto sui giornali, però io non lo sapevo. No, ma lei proprio lei è signor Azzini, no? Sì. Azzini Alessandro, è nato a Prato il 5/7 del 58, è residente a Calenzano, via Ronchelli 10/3. Sì. Ecco, lei fu identificato con patente da parte dell'autorità che fece la perquisizione presso l'abitazione del Faggi il 30 giugno 1990, perché lei era lì presente. Cerchi di rammentarsi se era presente a questa perquisizione in cui fu sequestrato questo materiale che le dicevo io. Una volta c'era, Perché qui c'è la sua firma sotto questo verbale. Vabbè, comunque lui ha detto che lui la sapeva di quel materiale e l'ha saputo allora, comunque. non sapevo la giornata, cioè No, perché volevo sapere anche se nel corso della perquisizione, visto se lei c'era o non c'era lei, scusa. io c'ero, noi siamo rimasti in Lei ha assistito alla Una volta ha assistito a una perquisizione, ha detto lui, non ricorda quale, ma una volta ha assistito a una perquisione. No, questo è del 30 giugno 1990. E sarà quella, non sarà quella, io è scritto lì.
Se si ricorda, se fosse sequestrato anche un calendario in cui al giorno 3 ottobre, lunedì, dell'anno 1977 è stato sottolineato il nome Pacciani Pietro, Saccasciano. Se lo ricorda? Difensore io prima che intervenisse il difensore sono fatti che non riguardano lui, riguardano gli Faggi, lui sa quello che al limite sa se anzi metteva un calendario, non lo so. Non ho altre domande. Questa cosa non si risponde perché... Senta per cortesia, se non ci sono altri, non vorrei sapere una cosa da lei. Lei ha detto che di regola andava verso le 9:30 a casa della fidanzata, rimaneva fino a mezzanotte e mezzo, e che il Faggi, divenuto poi suo socio, ritornava sempre alla casa del popolo verso le 11:30. Quando i giorni le sere c'era... Questa è la cosa. Poi ha detto anche che lei andava con la fidanzata al cinema la sera, più che altro la domenica sera. Per quel giorno, per la domenica sera lei non può dire nulla, perché tornava più tardi. Lasciava la fidanzata sotto casa o rientrava in casa lei? Dipende, insomma. Ma non sa, la domenica sera si saliva, se era questo si saliva, poi dopo. Per la domenica sera non può dire se il Faggi era in casa alle 11:30. Anche perché se lui si è venuto davanti uno vedeva, cioè poteva andare anche se andavo su in casa a vedere se era a letto, insomma, uno si sentiva anche a me, insomma lei non l'ha mai visto in casa la domenica sera? La domenica sera a volte diciamo era per finire di prepararsi la roba, se si rientrava presto, che aveva l'abitudine, lunedì mattina ho detto, andava spesso su a Sassuolo, spendeva tutto, le cose dei clienti e tutte queste cose qui. Senti, poi un'altra domanda, lei ha parlato di due macchine Opel Record. Sì. L'ha posseduto il suo socio del Faggi dall'80 all'84? Anche prima forse, perché ora io non mi ricordo, perché insomma, sono passati tanti anni, io mi ricordo di queste due macchine. Lei ha detto che l'ha conosciuto nell'80, dall'81 ha cominciato a frequentarlo come fidanzato della figlia, e che nell'80-81 ha parlato di una prima Opel Record oro metallizzato, e poi di un Opel Record già al lavoro fino all'80. Mi ricordo perché l'ha cambiata in quei periodi, cioè c'è stato il cambio di macchina. In quegli anni 80-84 ho solamente queste due auto. Sì. Questo è per... Bene, altre domande? Solo questa. Io ho provato. Ha mai visto suo socio insieme a Pietro Pacciani? No. Così, tanto per fare, insieme a questo signore accanto a me, lei aveva sentito fare in famiglia il nome di Mario Vanni? No, mai. La famiglia mai sentito all'estero. Può andare, sono un'altra domanda può andare. Che altro c'è? Faggi Rosetta, signor Presidente. Sì. Riprese televisive? Niente riprese. Siamo lei? Come? Come si chiama signora lei? Falci Rosetta. Cos'è? Niente che ti regala per cortesia la teste, figlia, moglie, chi è lei? Figlia. Figlia. Dove è nata? A Calenzano, 24/5/52. Signora, lei ha facoltà di non rispondere, cioè di non deporre. Lo vuol fare o no? No, quando deporre? Benissimo. Con tutto quel che segue, nel senso che
una momentina che poi, nel senso che se dice cose false o non vere, sarà perseguito, va bene? La signorina può sapere dove è nata esattamente, il residente esattamente? A Calenzano. 24/5/1952. A Prato, via dell'838H. Consapevole della responsabilità morale ingiuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Bene. Prego, avvocato. Sì. Come di dopo le studi, posseditore da suo padre, nello sforzo sicuramente di memoria che avete fatto e che le chiedo di fare, vorrei che lei ci elencasse, se possibile, collocandole anche temporalmente, le macchine, le autovetture possedute da suo padre dall'80 in poi. Dunque, nell'80 aveva un Opel Record colore oro, diciamo. Colore oro? Sì, la definizione esatta. Nell'84 sempre ancora un Opel Record. Scusi, la Opel color oro la ricorda perché? Perché è successo qualcosa Perché coincide la data del mio matrimonio. Quindi lo ricorda con esattezza? Sì. Dunque, nell'84 sempre un Opel color crema. Dall'85 ci può essere un mese, può darsi gennaio, febbraio avesse ancora l'Opel, comunque dall'85 arrivare all'87 era una Peugeot 504 familiare, sempre color crema. Color crema, sì, familiare. Dall'87 arrivare a 1992 era una Fiat Argenta. Dall'87 al 92 è sicuro, l'Argenta fu demolita? Sì, ci sono dei documenti che comprovano questo caso. Quindi diciamo finì con suo padre la sua vita? Sì. Di che colore era l'Argenta? Quello grigio chiaro. Grigio chiaro. Poi da 92 al 93 era una crema, colore grigio scuro. Grigio? Sì, grigio scuro una crema. Sì. Una crema grigio, ora non mi ricordo esattamente, era un pochino più scura, leggermente più scura dell'Argenta. Più scura dell'Argenta? Sì, ora il grigio. Dunque, 93 e 95 è un'Alfa 33 bianca. 95 c'è l'Alfa che è ora l'Alfa 75. Quindi a suo sapere insomma, non ha mai posseduto auto sportive suo padre? No, assolutamente. È auto di colore rosso? No. No, ora attualmente è un'Alfa 75. Alfa 33 dal 90. Così va bene, mi scuso ma ho deploramento udito, quindi può darsi qualche volta. No, ma poi non ci interessa dire lì, tanto per documentare. No, ma io tante volte le domande che avevo messo per detto meglio. Lei ha detto l'anno 80 un Opel Record di colore bianco, poi dell'84 una Opel Record di colore crema. Praticamente. Dall'anno 80 un Opel Record di colore oro. Sì. Dall'anno 84 fino all'anno 84, praticamente io non ricordo il momento che lui l'ha comprata, la prima la dall'84 un Opel Record di colore crema. Sì. Poi dall'anno 85 fino all'87 una Peugeot 504. Sì, familiare. Poi dall'87 al 92 una Fiat Argento grigio chiaro. Sì. Dal 92 al 93 una Provo grigio scuro. Sì. Dal 93 al 95 un Alfa 33 bianca. E dal 95 ad oggi l'Alfa 75. Bene.
padre ha mai posseduto contemporaneamente 2 automezzi? No. Quindi, diciamo... Può darsi che un periodo che una macchina, mi ricordo una, mi pare che sia proprio la Peugeot, che rimase una procura a prendere per un 2 mesi che vedesse la prendeva, ma il fatto di 1 mese 2 Dove rimase questa macchina? Dove rimase questa macchina? Mi sembra che sia rimasta presso la officina del mio cognato. La tua officina. Quindi in disponibilità lui utilizzava una sola macchina? Ma non credo, perché per volta, una sola macchina? Ma era fermo, era smesso. Faceva le volture dei documenti? No, stava fatto una nuova assicurazione nuova. Tutte queste cose erano abbastanza nuove. Senta, e che lei sappia, lei o comunque gli altri suoi familiari erano soliti prestare autovetture a suo padre o no? Raramente, occasionalmente la domenica mattina per il giro di qualche ora per andare in campagna perché strada sterrata eccetera eccetera, ma raramente. Quando... Che macchina prestava? 500. Lui non voleva sporcare la sua? Anche. Sì. Era piuttosto mezzoloso, pignolo sulla macchina? Sì, quando occasionalmente poteva venire con me o con la mia sorella o la spostavo, ci montasse, però sinceramente diceva che la potresti tenere anche più pulita. Soffriva? Soffriva? Sì, non la potevo. Quindi era regolare per fare i controlli all'officina, tagliandi? Sì, tutto, questa cosa è sempre regolare, come da inverno, come da estate, anche per il lavoro. Stavo molto attento a queste cose. Senti, macchine rosse non ha mai posseduto, vero? No. Né macchine sportive? No. Senta, circa le abitudini di suo padre, a suo ricordo, usava uscire dopo cena, usava cenare a casa, si allontanava per cena? Praticamente lui rientrava alle 7 alle 8 secondo la lontananza, rientrava dal lavoro, poi c'era il discorso della cena, lavarsi, cambiarsi, poi c'erano le telefonate, praticamente usciva verso le 9:30 eccetera, cioè c'era tutta una serie di telefonate dalle 8 fino a quell'ora lì perché i clienti avevano bisogno di informazioni, di materiale eccetera eccetera, poi usciva da quel circolo, rientrava verso l'11, 11 e mezzo, più facile mezz'ora prima e mezz'ora dopo. Senti, come ci andava? A piedi o in macchina? A piedi. Di sera usava mai la macchina? Raramente, era una cosa Lei ricorda delle occasioni in cui la sera ha preso la macchina? Non so, mi ricordo 2 volte è andato a teatro a vedere un'opera, però io non mi chiamavo il giorno perché io era una cosa un po' fuori da normale, diciamo. Senta, che lei sappia faceva uso di superalcolici? No. Ammazzacaffè? No. Eccezionalmente, trovandosi tutti insieme, diciamo a cena il sabato sera, se mio marito e mio cognato chiedeva un liquore, ma non una cosa regolare, non sempre, lo prendeva anche lui, ma non sempre, cioè era un'eccezione, diciamo. Senta, il lunedì è vero che spesso andava a Sassuolo dalla sua ditta? Sì, di solito era il giorno, del lunedì ogni 15 giorni. Senta, è vero che preparava la domenica sera tutti gli incartamenti o comunque quanto gli serviva per... Sì, lui si preparava la macchina con tutto il peso distribuito per tutta la macchina, perché lui diceva in caso di frenata col peso distribuito, cioè lui sul sedile dietro ci si trovava, ma se quello lo sporcava meno naturalmente, perché le castrelle stavano come pannelli di legno, stavano a bauliere,
davanti c'era il materiale, esportava meno, una lettera per le scatole chiuse, sottoserili, eccetera, eccetera, di materiale. E lo preparava, cioè praticamente lui la sera rientrava dal lavoro. La domenica, di solito la domenica mattina, magari come dire, all'ora di pranzo dopo lui veniva via perché doveva rilavare tutto, per venire una macchina, semplicemente era sporca, riprepararsi tutto. Diciamo, alcune volte, diciamo, quando c'era dei lavori urgenti da fare e richiedevano la presenza di tutti, allora si tratteneva fino alla sera. Stavate in casa vostra, in campagna, sì. Appezzamento di terreno? Sì. Dove? È nel comune di Calenzano. Dove? Che località? Leccio? Sì. È vicino a Allegri, Leccio. Vicino a Allegri? Diciamo un po' un'altra zona, prima di Allegri. Prima di Allegri. Prima, è più in dentro nella vallata lì. Per adesso non altre domande, grazie. Signora, io avrei da farle solo delle domande sulle auto, al momento che ho visto lei, per nostra fortuna, comunque per chiarire la verità, ha dei buoni ricordi. Allora volevo chiederle innanzitutto questo, signora. Lei che mestiere fa, che attività? Sono artigiano, tessile, Non ha mai lavorato con suo padre? No. Prima facevo un altro lavoro, prima di sposarmi, ma... Ci può dire fino a che anno ha vissuto con suo padre in casa? Dunque, mi sono sposata nel dicembre del 1980 e ho frequentato quotidianamente, diciamo, la casa di Calenzano fino al marzo del 1982, perché lavoravo a Calenzano. Quindi fino all'82 era molto assidua, poi... Giornalmente, perché si veniva a mangiare in casa. Io vorrei tornare a queste auto e al racconto che lei ci ha fatto, ma prima le voglio fare una domanda di questo tipo. Lei le ricorda tutte le auto o qualcuna forse più lontana nel tempo l'ha dimenticata? Cioè lei ci ha parlato perché faceva comodo, perché noi le chiedevamo dall'80 in poi e ci ha parlato di una Opel, la prima auto di cui ci ha parlato. Ricorda auto precedenti? Io non mi ricordo la prima Opel quando fu sepoltata nel 78-79 eccetera, questo non me lo ricordo al momento che inizia. È stato, perché lui... Signora, tanto abbiamo gli accertamenti al PRA, quindi poi le volevo fare delle domande su quella, però mi interessava il suo ricordo, perché gli accertamenti al PRA sono completamente diversi da quello che dice lei, però può darsi che non siano corretti. Allora, volevo partire dal suo ricordo. Prima di questa Opel, lei ricorda qualche marca? Ci sono state delle Ford Escort. Delle nel senso più di una? Sì, mi sembra due, vi ricordo. Benissimo, ricorda i colori di queste Ford Escort? Io questo non me lo ricordo. È sicura che fossero due? Non sono sicuro, non me lo ricordo. Mi sembra due. Per questo le chiedo i colori, perché se sono due è più facile che lei ricordi. No, poi ricorda qualche altra, ma se lo ricorda, signora, siamo lontani. Sono prima della Opel, no? O delle Opel? È difficile, cioè ricordo un 1100... Una Fiat 850? Sì, la Fiat 850 delle prime macchine. Ecco, poi... il 1100 ad esempio viene dopo l'850? Penso di sì, ma non sono sicuro. Non è sicuro. Il 1100 era di suo padre? Certo. Allora, la domanda che le faccio io, e secondo me a questo punto è indispensabile, ma suo padre queste auto se le intestava tutte o erano intestate altro, oppure non faceva le volture, oppure erano intestate alla ditta? Poi le spiego perché. Perché dal PRA, di tutte le macchine che ha detto lei, ad esempio la seconda Opel non risulta. Per il PRA, suo padre dall'81 al 1984 era senza auto. Quindi io le chiedo, non faceva le volture, le intestava ad altro? Ad esempio di Opel dal PRA ne risulta una sola.
dal 21.7.79 al 13.7.81. Quindi le chiedo, l'altra Opel per caso, se è così, era intestata a qualcun altro? No. Lei però ne ricorda 2. Io ne ricordo 2. Bene, ora ad esempio di questo 1100 dal PRA non risulta. A qui si va al 1970. Sì, ma io le chiedo, può darsi che, come capitava in quegli anni, uno comprava la macchina e non faceva... Assolutamente. Allora lei sa farci capire, se lo sa, perché ovviamente, come mai al PRA dal 13.7.81 al 6.11.84 risulta non proprietario di autovetture? Io chiedo a questo punto di fornire alla Corte il documento relativo a tutte le auto iscritte al PRA. Poi le dico ancora una cosa, signora. Per quanto riguarda la Argenta e la Peugeot, lei ad esempio di Peugeot quante ne ricorda? Dunque, io parlavo degli anni dal 79 perché purtroppo mi sono dovuta documentare. Sì, allora al di là dei documenti io le chiedo un attimo, il documento ce l'abbiamo, per fortuna abbiamo il PRA, dobbiamo solo verificare se il PRA corrisponde alla realtà o se suo padre, per ragione la più naturale possibile, tutti i trasferimenti non li faceva. Allora dobbiamo unire le due cose, il suo ricordo, che mi sembra molto puntuale, lei dice si è documentato, e questo PRA. Le ripeto, al PRA fra l'81 e l'84 non risulta nemmeno una macchina, quindi evidentemente lui aveva quella seconda Opel Record o quel che aveva, o intestata Non seconda, prima ha venduto una e ne ha comprata sì, un'altra. però se l'ha comprata senza fare annotazioni al PRA, signora, le sto dicendo che al PRA non c'è annotazione. Senza fare le volture. No, non era nel suo stile fare ciò. Allora, sarà il PRA che non funziona, Presidente. Poi le dico, per quanto riguarda la Peugeot, lei ricorda di che colore era e in che periodo? 504 familiare? Sì. Era color crema. Lei ricorda altre Peugeot? No. Ecco, signora, dal PRA risulta che suo padre ha avuto 3 Peugeot 504. Io gliele elenco Nel da qua. 60, nel 70. No, signora, gliele dico. L'una l'ha avuta dal 19.11.73 al 7.2.77 e c'ho la targa, Peugeot 504. Una dal 25.11.76 al 5.4.80 e contemporaneamente 5.4.80 lui dal 21.7.79 aveva già anche la Opel Record. Questo è il PRA, con i limiti del PRA, signori, quindi nessuno nega che il PRA è una realtà che spesso non è corrispondente a quelle che sono le volture, perché se le persone le fanno in momenti diversi è quello che io voglio dimostrare. Quindi lui aveva ben 3 Peugeot nel tempo e addirittura quando aveva la Opel Record aveva anche la Peugeot. Poi ancora una cosa, un'altra Peugeot l'ha avuta dal 6.11.84 all'11.6.89, quindi per il PRA per 5 anni, ma nel 1987, cioè il 17.3.87, quindi ben 2 anni prima di vendere la Peugeot, aveva già acquistato l'Argenta. Ora capisce, signora, questi sono gli accertamenti del PRA, i suoi ricordi per noi, se sono veri, e io non ho niente da dire su questo ora, contrastano fortemente. Addirittura ci sono 3 Peugeot, la Opel Record seconda per 4 anni manca e addirittura fra l'81 e l'84 non ha nessuna auto. Allora la mia domanda è... la bicicletta. Signora, io non lo so, io penso che andasse con auto non intestate a lui, oppure le volture le faceva, dava in carico all'agenzia e chissà quando le facevano. Allora il suo ricordo bisognerebbe che ci aiutasse, se è vero, se lei crede, dato che testimonia su questi fatti, se no per me è questo. Ripeto ancora una volta. Ci sono 3 Peugeot, lei ce ne parla di una sola. Allora lui aveva intestate delle Peugeot e non le usava. Io parlo dall'80 a oggi. No, ma scusi un attimo, lei si è ricordata addirittura di un 1100 che al PRA non ricorre, allora io le chiedo, scusi, quando mi parla di questa Peugeot, io ne trovo intestate 3, si ricorda se c'erano 3 Peugeot o ne ha vista sempre solo una? Io non ricordo se negli anni 60-70. No, signora, mi ricordo il rapporto Expert. Siamo addirittura... Scusi, forse per mostrare la testa. Lei ha sempre visto una Peugeot dello stesso colore, color crema o no? Addirittura una risulta che l'ha avuta per ben 4 anni. No, la testa può darsi che il tipo lo ricorda, il
colore lo ricordo, però non sa se è la stessa macchina, Sì, ma nel frattempo c'erano anche le Opel Record insieme a questa Peugeot dal Pra. No, parla della Peugeot. Sì, ma io le dico. Mio padre ha sempre avuto una macchina per volta. Io le dimostro che dal Pra non è così. Io questo, fate degli accertamenti, io so quello che si poteva fare l'abbiamo già fatto. Quello che ho visto è quello che tornava a casa e partiva da casa. Quello che tornava a casa e partiva da casa. Io due macchine contemporaneamente non l'ho mai visto. Io ho visto sempre caricare il materiale, scaricarlo, eccetera, eccetera, su una macchina. Se negli anni 60-70... No, io sto parlando dal 1977 in poi, quindi non sono gli anni 60, signore. Io ho detto, nell'80 con sicurezza mi ricordo più questa Però cosa. ne ha avuta intestata una sola di queste Opel, l'altra che lui ha materialmente avuto. Ci ha parlato di una oro e di una chiara. Sì. Al Pra ce n'è una sola, quindi l'ha usata senza intestarsela a sé. È quello che io voglio cercare di dimostrare, signore, perché al Pra non c'è. Dai miei ricordi mi ricordo una cosa, cioè mi diceva, non so come mai, la polizia, il controllo come minimo mi fermano anche 2 volte la settimana, lui partiva con un bel carico sulle macchine e vedeva una persona sola, quindi con tutti i controlli che ha avuto, se non aveva una macchina e non era sua, voglio dire. Ma guardi, io uso normalmente una macchina che non è mia, intestata a un'altra persona, mi ferma la polizia e non succede niente, signore, non è mica vietato guidare l'auto di un altro. Questo non gli so dare una spiegazione. Benissimo. Era molto pignoso rispetto a queste cose. Io chiedo di produrre questi accertamenti del PRA, esattamente la nota allegata alla nota 5796 della squadra mobile con i documenti relativi. Compreso il fatto che per quello che riguarda il PRA, dall'81 all'84 poi sappiamo questo documento. non risulta intestatario di auto. Non ho altre domande, credo. Altre domande, difensori? Scusa, ne ho una, e è questa. Signora, a suo padre in carcere in data 9 luglio 96 è stato sequestrato un biglietto, l'ha sequestrato la polizia penitenziaria. In questo biglietto c'era scritto, fra altri appunti, il fatto macchine se fosse possibile avere testimoni dalla mia parte. Poi dice, io ho sempre avuto una sola macchina. Poi dice ancora, la sera, sempre in garage e dopo cena uscivo a piedi, scrive lui in questo biglietto. A contestazione dice, era un biglietto che volevo dare a mia figlia. Per caso lei sa niente di questo biglietto? Lo ha visto innanzitutto? Io ho visto questo biglietto, sono riuscito a leggere la prima riga dove mi chiedeva il rasoio, l'ho abbassato e ho detto, no, non so se creerò problema a qualcuno, dicendo così, ma questa è la realtà di quello che è successo quel giorno. Intravede la prima riga il rasoio, abbasso, babbo, ma il rasoio non te lo posso portare, mi apre la porta e si precipita dentro, cioè signora cosa la fa? Questo biglietto, quella motivo, tenga. Quindi lei non l'ha letto? Io ho fatto appena la prima riga come mi chiedeva il rasoio. Gliel'hanno sequestrato prima? No, non sequestrato. Avranno visto che vi passavate un biglietto, queste sono le note del carcere. È stata una frazione di secondo. Lui... Sono tempestivi, hanno avuto degli ordini. Questo nonostante tutto quello... Scusi, tanto per capire, questo tentativo di consegna è avvenuto in carcere? Sì, è un biglietto in sequestro negli atti. Sì, ma noi dobbiamo accettare in carcere, sì, in carcere. E c'è la nota del carcere, esattamente il verbale della relazione di servizio della polizia penitenziaria, che qui l'originale per la verità ce l'ho io, effettivamente. Allora, io non ricordo. Sì, chiedo scusa, io c'ho un verbale di sequestro poi del PM, ma la relazione di iniziativa del carcere ce l'ho io e la deposito. Io ho copia del biglietto, quindi evidentemente l'originale è negli atti del dibattimento. Sì, bene. Comunque, per tranquillità, io rideposito, oltre alla annotazione relativa alle auto al PRA, questo biglietto. La domanda era ancora questa: indipendentemente dal fatto del sequestro, su questo discorso dei testimoni e sul contenuto di queste testimonianze, ricordi quello che volesse fare suo padre con quel biglietto, le ha detto qualcosa poi a voce che lei ritiene utile riferire? No, non mi ha detto niente, perché a quel punto lì mi sono reso conto che guarda, stai calmo, non
dire niente a me, quando viene l'avvocato parla con loro, perché sennò qui Dio si crea dei problemi inutili Che non ci sono. che non c'è bisogno. Quindi di tutte queste cose agli avvocati e loro sapranno quello che fare. Bene, non grazie. chiedere a me questo. Nessun'altra domanda? Bene. Altre domande? Avvocato Volontari? No. Signora, che anno si è sposato lei? 1980 di dicembre. 80. Quindi niente, allora niente. Frequentava la casa di suo babbo la sera, il giorno, quando ci andava a casa? Dunque io, l'ho detto, fino al marzo 1982 ho frequentato quotidianamente perché lavoravo a Calenzano, poi c'avevo la gravidanza eccetera eccetera, approfittavo per fare un riposino nell'intervallo dell'ora di mangiare. Poi dopo l'82 di solito andavamo a scena il sabato sera con i figli eccetera eccetera, per le feste, Natale, più che altro. La domenica? La domenica ci si trovava tutti insieme in campagna, eccetera, eccetera. Noi facevamo la Fino a che ora in campagna? 2 ore del giorno oppure anche la sera? con il babbo. La mattina sempre, la sera delle volte si doveva, secondo se avevamo dei lavori urgenti che richiedevano la presenza di più persone, sa come in campagna non sempre raccolta il libro, eccetera, eccetera. Allora si tratteneva tutti i giorni. Quando c'erano momenti magari più di calma, lui dopo pranzo o prima di pranzo veniva giù e si preparava. Perché la sera lei dice rientrava, diceva suo babbo, dopo cena usciva verso 9:30, con una serie di telefonate rientrava verso 11, 11:30, questo per la parte che ha visto lei? Sì, diciamo. Quello che andava al circolino? Sì. Diciamo noi quando... Perché raramente ha usato la macchina, come per esempio quando andò al teatro, e questo ha detto, vero? Raramente, l'ho detto, ora mi ricordo di quel parto lì, può darsi che ci sia. Va bene. Altre domande? Due, Presidente. Una quella se lei ricorda se suo padre per questioni di lavoro o altre è mai capitato che dormisse fuori casa. Dunque... Lei dice sono stata fino all'82, ma diciamo no, per il periodo in cui c'è stata lei. È passato un periodo quando lui faceva come rappresentante la Liguria e penso che questo si parli degli anni fine 1970, cioè 70, io non mi ricordo di preciso quando è iniziato, comunque 77, 78, così facendo anche tutta la Liguria, diciamo da 20 miglia fino là, e si tratteneva fuori a dormire. Questo solo quando andava clienti in Liguria o è capitato anche con altri clienti? No, per esempio andava in Maremma, ha detto... Quando ho fatto la Liguria, fino a un certo periodo, anche questo io non mi ricordo quando, andavo anche all'isola d'Elba. Allora quando nel giro della bassa Toscana rientrava l'isola d'Elba, il giro dei clienti, allora poteva succedere che rimanesse fuori a dormire. Lei ricorda se questo periodo dell'isola d'Elba è dopo la Liguria o prima? No, era contemporaneo. Era lo stesso periodo, aveva la Liguria e l'isola d'Elba. Sì, era il momento, cioè tutta la Toscana compreso l'isola d'Elba. Poi c'è stato un ridimensionamento. E quindi no. Senta, io vorrei tornare soltanto per un attimo a quel ricordo che lei ha fatto di quel biglietto che poi fu sequestrato dagli agenti. Lei dice, ebbi modo di leggere o lei glielo lesse lui? No, il suo esatto gesto, lui arriva, lo saluta eccetera eccetera, mi fa, guarda Rosetta, ho bisogno di queste cose. Io prendo questo bigliettino, mi pare fosse giallo, lo apro e naturalmente inizio a leggere dall'alto. Ma forse non sono mai riuscita a leggere, mi leggo da solo. Lei legge da solo? Il discorso, abbasso e fa, guarda babbo, io da solo non te lo posso portare. Cioè non finisco nemmeno questa frase che mi sale la porta e mi si precipita dentro. Un episodio in cui è stato sequestrato un biglietto è avvenuto una volta solo o più volte? In mia presenza una volta sola. Una volta sola. E lei ricorda di aver letto la scritta rasoio o gliene ha parlato suo padre? No, ho visto io, però la frase esatta, cioè... Comunque c'era la parola rasoio in alto.
Signora, il biglietto di cui ho parlato e che è stato sequestrato e che è a disposizione di tutte le parti, io l'ho riletto ora, rasoio non c'è scritto, quindi evidentemente non è il biglietto di cui parlo io, oppure c'è un altro biglietto che noi non abbiamo. Le chiedo, lei è sicura che ci fosse scritto rasoio? È stata una questione di un attimo, Sì. sia materiale da... Signora, le sto dicendo che nel biglietto di cui io parlo, che è sequestrato, la parola rasoio non c'è, non solo né in cima, ma nemmeno in fondo. Ci sono le altre cose che le ho detto io. Quindi le chiedo, di questo biglietto con scritto rasoio sequestrato e che agli atti del processo non esiste perché il PM non l'ha mai avuto, lei è sicura o lei ha sentito suo padre parlare rasoio e non l'ha letto? Ha letto lei la parola rasoio? No, può darsi mi ricordi, e questa è una versione di secondo, può darsi che su questo caso mi ricordo. Bene, non ho altre domande, grazie. Il biglietto è a disposizione di tutti. Allora può andare, signora. Posso fare? Presidente, chiedo scusa, l'ordine Un altro, signore. non per il testo.